Buonasera da parte di Giulio Arnolieri, le immagini vi giungono dalla palestra Dorando Pietri di Viareggio, dove sta per iniziare l'incontro di hockey su pista fra l'SPV Viareggio e l'Hockey Sarzana, valevole per la prima giornata del campionato di Serie A2, scusate, della Coppa Italia di Serie A2, Girone C. Una partita interessante anche perché appunto è la prima uscita ufficiale per le due formazioni, in un girone che vede impegnate anche il Prato, la Pumas e la Rotellistica Camaiore. Tra l'altro due delle squadre, Pumas e Rotellistica Camaiore, Pumas Viareggio e Rotellistica Camaiore, che sono considerate fra le favorite per la promozione in Serie 1 in un campionato che inizierà a fine dicembre e che comunque avrà poi una coda quest'anno nei playoff, quindi ci sarà tempo per riparlare di tutte queste cose. Intanto veniamo alle formazioni delle squadre in pista, iniziando per chiaramente dovere di ospitalità dalla formazione ligure. E ricordando che l'arbitro della partita è il signor Daniele Moretti di Castiglione, arbitro ausiliario il signor Capparelli di Viareggio. Formazioni quindi per quanto riguarda il Sarzana: numero 21 Alex Pettenuzzo, numero 8 Giampiero Andreani, numero 24 Lorenzo Angeletti, numero 18 Matteo Pistelli, numero 77 Alessio Lavagetti, numero 46 Andrea Perroni, numero 79 Mirko Tognacca, numero 6 Thomas Pistelli, numero 13 Alessandro Ungari, numero 90 Edoardo Stefanucci, allenatore il signor José Oscar Vianna. Per quanto riguarda l'SPV Viareggio, numero 1 Filippo Poletti, numero 29 Lorenzo Cortesi, numero 9 Jonas Cinquini, numero 6 Lorenzo Toti, numero 27 Cristian Tomei, numero 8 Riccardo Biancucci, numero 7 Francesco Poletti, numero 4 Brando Del Medico, numero 3 Diego Gonzo e numero 10 Jacopo Mascherpa. Allenatore il signor Alessandro Martini. Formazione viareggina che ha due assenze pesanti, si tratta di Mattia Spagnuolo e dell'ex Forte dei Marmi Bicicchi. Sono due giocatori arrivati da Forte dei Marmi. Ricordo che il Forte dei Marmi quest'anno non parteciperà al campionato di Serie A2, mentre parteciperà regolarmente, come previsto dalla normativa federale, al campionato di Serie B, e quindi l'SPV Viareggio, che è neopromossa, avremo modo di riparlarne fra poco, ha ingaggiato due giocatori del Forte dei Marmi, Del Medico che è già in pista questa sera, e Bicicchi che, come abbiamo detto, invece non è presente. Partiti in questo momento, diamo un'occhiata ai quintetti. Per quanto riguarda quello del Sarzana, fra i pali c'è Pettenuzzo, poi abbiamo con il numero 18 Matteo Pistelli. Intanto alla conclusione c'è un palo dell'SPV colpito dal capitano Francesco Poletti, poi c'è il numero 77 Lavagetti, il numero 46 Andrea Perroni e il numero 24 che è Lorenzo Angeletti. Per quanto riguarda la SPV, fra i pali c'è naturalmente il nazionale under 17 Filippo Poletti, poi abbiamo con il 29 Walter Cortesi, con il numero 7 il capitano Francesco Poletti, poi vediamo, poi c'è Cinquini, Jonas Cinquini, uno dei nuovi arrivati, un altro nuovo arrivato, e il numero 4 che è, se non vado errato, proprio l'altro ex Forte dei Marmi, Del Medico. Dunque, dicevamo della SPV Group. Intanto devo subito scusarmi anche a nome della società SPV per la qualità delle immagini, che questa sera non potrà essere perfetta, mancheranno i replay e praticamente tutta la parte della regia, perché, come forse qualcuno a Viareggio saprà, la palestra Dorando Pietri sarà oggetto di importanti lavori di ristrutturazione a partire dai prossimi giorni. Già nei giorni scorsi ci sono stati dei sopralluoghi per cui è stato impossibile riuscire a mettere a posto tutto, e contiamo dalla prossima partita interna di poter disporre di un maggior numero di telecamere, della regia e quindi anche dei replay. Quindi ci scusiamo già adesso per chiaramente una tipo di ripresa che ricorda quella che facevo tanti anni fa con emittenti locali come Telenuovi Orizzonti, quando si lavorava con una sola telecamera. Bene,
intanto il Sarzana che è in possesso di palla. Ricordo che il Sarzana è la seconda squadra della formazione di Serie 1. Intanto arriva vicino alla conclusione, Poletti anticipa Lavagetti, e dicevo che il Sarzana è la seconda formazione della società ligure, che già ormai da numerosi anni, da parecchi anni, disputa ottimi campionati di Serie 1, e fra l'altro quest'anno sarà allenata dall'ex tecnico della Serie 2 Sergio Festa, che è passato proprio a guidare la prima squadra, mentre l'argentino Vianna, che è già da qualche anno in Italia, che si occupava del settore giovanile, è stato ha deciso che fosse lui ad allenare la formazione di Serie 2. Ci sono comunque giocatori come ad esempio Pistelli, Matteo Pistelli, che è in possesso di palla, ha effettuato il tiro adesso, Andrea Perroni, giocatori che hanno già una notevole esperienza di Serie 1, sono elementi decisamente di qualità per il torneo di Serie 2. Per contro la formazione viareggina è imperniata sull'Under 17, che lo scorso anno conquistò il titolo italiano di categoria nelle finali nazionali disputate al Palazzetto dello Sport di Viareggio, e diciamo pure che come lo stesso Alessandro Martini ha sottolineato proprio al momento della promozione, che il primo obiettivo della stagione era più il campionato Under 17 che non la promozione in Serie 2. Poi con il passare delle giornate la squadra si è qualificata per le finali, in cui fra l'altro si è piazzata dietro il Forte dei Marmi stesso, ma il Forte dei Marmi a quell'epoca era già in A2 e quindi praticamente è stata promossa come seconda, e quindi appunto affronta questo campionato di Serie 2, in cui fra l'altro nel girone sud non ci saranno retrocessioni, perché sono solo 9 le squadre iscritte contro le 11 del girone A, quindi ci saranno 2 retrocessioni dal girone A, nessuna del girone B, con il chiaro intento di fare esperienza a un bel gruppo che è cresciuto proprio dalle prime esperienze nelle giovanili, è arrivato quest'anno al titolo italiano e lo scorso anno era arrivato alla finale, poi persa con il Follonica. Intanto c'è un'azione combattuta vicino alla porta di Filippo Poletti, riparte il numero 29 Cortesi, poi ancora la formazione di Alessandro Martini che gestisce la pallina, di nuovo Cortesi, prova a aspettare la chiusura del triangolo, ma Jonas Cinquini non riesce a fargli pervenire la pallina. Intanto ancora il numero 4 del Medico, poi ancora scambiano. Sicuramente quanta esperienza il Sarzana, anche se ha dei giocatori giovani, però certamente 2 elementi, come dicevo prima, come Perroni e Pistelli, sono elementi di grande esperienza, senza considerare poi anche i vari Lavagetti, Angeletti, che e soprattutto Tognacca, già nazionale giovanile, sono giocatori che hanno già esperienza anche di Serie A2. Ricordo che lo scorso anno il Sarzana era retrocesso al termine del campionato di Serie A2, è stato ripescato proprio in virtù della rinuncia del Forte dei Marmi di Serie A2. Peraltro aveva disputato un ottimo girone di ritorno il Sarzana, rischiando anche di ottenere la salvezza diretta di per sé. Comunque ancora la formazione viareggina in possesso di palla, sono passati 5 minuti dall'inizio del primo tempo, il risultato è di 0-0, è stato commesso un solo fallo per ora dal Sarzana, che riparte con Pistelli. Pistelli ancora prova a girare dietro la porta, poi arriva in suo soccorso Perroni, e vedete che insomma spesso e volentieri l'asse delle azioni offensive della formazione ligure è proprio orchestrata da Pistelli e Perroni. Intanto è buon lavoro di Lavagetti che recupera la pallina, a sua volta la recupera Cortesi, poi il bel passaggio di Cortesi per Del Medico, il tiro non ha effetto, dalla parte opposta ancora il Sarzana, bravissimo Poletti questa volta a fermare Angeletti solo di fronte a lui. Poi avremo modo in questa stagione di parlare ampiamente di Filippo Poletti, che è uno dei portieri più promettenti dell'intero panorama rotellistico italiano.
ha giocato da titolare l'Europeo Under 17 e poi ha partecipato anche come terzo portiere al Mondiale Under 19 che si è disputato a Novara. Intanto ancora Poletti fa buona guardia, si era allungato la palla Angeletti. Al primo fischio dell'arbitro ci sarà il time out. Eccolo in questo momento, sono stati superati 10 secondi, vediamo chi è che ha chiesto il time out. Non si sa, manca l'indicazione da parte dell'arbitro ausiliario per ora. No, vabbè. Ok. Time out sul risultato di 0-0 quando mancano 18 minuti e 39 secondi al termine. Inizio, come avete potuto vedere, abbastanza con gioco a fasi alterne, anche perché poi viste le dimensioni abbastanza ridotte della formazione della pista del Dorando Pietri, è chiaro che è molto facile. Tra l'altro una pista che se chiaramente la SPV è abituata perché è la sua pista di casa, ma non dovrebbe essere particolarmente problematica anche per il Sarzana, che è abituato alla pista del vecchio mercato, che è una pista anche quella dalle dimensioni abbastanza ridotte. I primi anni che il Sarzana era in Serie 1 si diceva che la squadra aveva un vantaggio a giocare in casa proprio perché si poteva contare su una pista su cui era abituato a giocare. Poi negli anni successivi il Sarzana ha cominciato a fare punti un po' dovunque, a fare delle grandissime stagioni, e quindi l'alibi della pista per le squadre che perdevano a Sarzana non era più tanto valido come poteva sembrare nei primi anni. Comunque riparte ancora la formazione ligure, che vedete, fra l'altro non l'ho detto all'inizio, ma insomma è in maglia bianco-rossonera. Intanto ancora si gira Perroni, il tiro termina alto, viene recuperato. Dicevo maglia bianco-rossonera, calzoncini neri e calzettoni pure neri. Per quanto riguarda la SPV, maglia bianca con strisce rossonere, calzoncini rossi e calzettoni pure rossi. Non male, l'ho detto dopo 6 minuti all'inizio, 7 minuti all'inizio della partita, forse l'avevate già capito da voi, ma si fa tanto per dire qualcosa. Fra l'altro, a proposito della conduzione, una delle lacune di questa prima partita che speriamo alla quale speriamo di ovviare il prima possibile è proprio il fatto di una voce unica, la mia, perché l'idea sarebbe quella di poter avere oltre il telecronista, nella fattispecie il sottoscritto, anche una persona a fare il commento tecnico, che sarebbe poi quasi sicuramente un commento tecnico vero, non come quello che faccio io certe volte a Forte dei Marmi, perché io non sono un tecnico, ma c'erano altre problematiche che poi magari qualche volta racconteremo, per cui fino allo scorso anno non potevo fare la prima voce nelle telecronache, e non era neanche una cosa che poi mi dispiacesse più di tanto, anche se non sono un tecnico dell'hockey su pista. Comunque riprendiamo, siamo sempre sulla 0-0. Riparte ancora la formazione del Sarzana, che negli ultimi minuti ha mantenuto un certo predominio territoriale. Conclusione ancora con una ribattuta davanti alla porta di Poletti. Riparte il capitano e una bella parata di Pettenuzzo, che si era tuffato, ha parato con i pattini. Il tiro era di Francesco Poletti, fratello, che riparte adesso. Francesco Poletti, fratello di Filippo. Ancora conclusione di Francesco Poletti, parata ancora da Pettenuzzo, portiere che lo scorso anno, se non vado errato, giocava nel Vercelli, finché poi il Vercelli non implose e quindi i suoi giocatori finirono un po' da tutte le parti, e il più che promettente portiere Pettenuzzo è stato ingaggiato già lo scorso anno dal Sarzana. Intanto ancora in possesso di palla la formazione viareggina. Ricordo, come ho detto all'inizio, che questa è la prima giornata della Coppa Italia. Parlo spesso del campionato di Serie A2, ma stiamo giocando il girone di Coppa Italia, un girone che, come avevo già detto, vede anche le due formazioni sulla carta insieme al Matera considerate le più forti del girone che sarà poi di campionato, ovvero sia la Rotellizzica Camaiore. Intanto una bella deviazione di Jonas Cinquini, che per poco
non diventa un pallonetto che poteva sorprendere Pettenuzzo, così non è stato, riparte il Sarzana. Dicevo, la rotellistica Camaiore di Alberto Orlandi, che ha ingaggiato un grandissimo campione come Davide Motarano, un giocatore che qui in Versiera non ha bisogno di presentazioni perché ha vinto tutto con Centro Giovani prima e il Forte dei Marmi poi. Ha confermato un ex Sarzana come l'argentino Alonso e poi alcuni giocatori notevolmente esperti come Giacomo Maremmani, Niccolò Mattucini di Scuola Forte dei Marmi, più altri giocatori viareggini. L'altra formazione è la Pumas Viareggio, la Pumas Farmai Viareggio di Mirko Bertolucci. Intanto una conclusione di Dal Medico che finisce alta, formazione che Mirko Bertolucci ha plasmato fin dalla più tenera età. Quest'anno ha inserito un giocatore cileno per la prima volta, e comunque una formazione che è riduce da 2 terzi posti negli ultimi 2 campionati, e quindi anche quest'anno punta a essere fra le protagoniste. Il terzo incomodo teoricamente dovrebbe essere il Matera di Valerio Antezza, formazione che già lo scorso anno fece vedere ottime cose, non ebbe un inizio felice di campionato, poi si rifece ampiamente, ma lo scorso anno, come tutti ricorderete, il campionato fu praticamente un quasi monologo del Centro Giovani Calciatori di Viareggio, allora allenato da Raffaele Biancucci. Intanto siamo arrivati a 14 minuti al termine del primo tempo, risultato ancora di 0-0 e ancora un solo fallo di squadra, a testimonianza della estrema correttezza in pista fra le due squadre. Manovra la formazione di Alessandro Martini, Cortesi, Cinquini, prova a liberarsi, molto bello, bravo a liberarsi, a concludere Francesco Poletti. Poi ancora la formazione viareggina che ha riconquistato i 45 secondi per la parata del portiere del Sarzana, ovviamente. Gestisce la palla ancora Cortesi, ancora Cortesi, poi chiama in suo aiuto Francesco Poletti, no, Del Medico, scusate, Francesco Poletti, e ora poi la palla Del Medico, niente di fatto, riparte velocissimo il Sarzana, molto bella l'azione, Tognacca che serve Ungari, la cui conclusione è parata. Intanto c'è un palo colpito da Poletti, Francesco ovviamente, velocissimo come vedete il gioco, non ci si fa quasi a seguirlo, ancora recupera palla Matteo Pistelli, dà in avanti per Tognacca, attaccato da Cortesi, allunga la pallina per il proprio capitano Francesco Poletti, riparte ancora la formazione viareggina, esce Del Medico ed entra il numero 8 Biancucci, Riccardo Biancucci, giocatore originario della Maremma, quindi corre lì come l'arbitro che viene da Cassino della Pescaia, è figlio dell'allenatore Raffaele Biancucci. Intanto recupera Cortesi, ma la pallina viene deviata dalla difesa del Sarzana, quindi riparte la formazione ligure. Biancucci era già nell'SPV lo scorso anno, ha conquistato infatti sia la promozione che il titolo Under 17 con questa stessa squadra. Molto bella questa azione personale di Francesco Poletti, che porta in vantaggio la formazione dell'SPV. Il gol è venuto al 12° e 43 secondi, 1-0, bella azione con Francesco Poletti che centra l'angolo giusto alla sinistra del portiere Pettenuzzo. Altro cambio, entra il numero 6 della SPV, ovvero sia Lorenzo Toti. L'esitazione da parte di chi mi parla è dovuta al fatto che i giocatori dell'SPV non hanno i nomi sulle magliette, mentre quelli del Sarzana ce l'hanno. Non è che conosco meglio i giocatori del Sarzana, ma semplicemente è più facile vedendo il nome sulla maglia. Poi insomma, Pistelli e Perroni li conosco molto bene già da quando giocavano in A1. Comunque ancora l'azione dell'SPV, la conclusione di Toti, recupera la difesa del Sarzana. Angeletti proprio sotto la nostra postazione, attaccato da Cortesi, ancora in possesso la formazione ligure, prova la conclusione Ungari, niente di fatto, conclusa sul fondo,
recupera ancora la squadra ospite, Ungari, cognome storico dell'Hockey Sarzana. Già negli anni 70 c'era credo 2 ungari che giocavano nel Sarzana. La pallina finisce fuori del rettangolo di gioco, c'è il time out, ci sono dei cambi, vediamo un po'. È uscito Cortesi ed è rientrato il numero 4 del Medico. 11 minuti e 15 alla fine del primo tempo, 1-0 il risultato in favore della formazione di casa dell'SPV. E c'è Alessandro Martini che naturalmente sta dando vicino alla nostra postazione le direttive, così come sta facendo Vianna dalla parte opposta per i suoi giocatori. Cade il time out, ritornano in pista le squadre. Alessandro Martini non è un tecnico che ha bisogno di presentazioni, anche se diciamo che tantissimi anni che conquista titoli a ripetizione a livello giovanile, ha avuto anche delle positive esperienze in Serie A2, fra l'altro anche a Forte dei Marmi, quando addirittura nella sua formazione militava un certo Marc Gual. Poi è rientrato nell'SPV, che è la società per la quale ha allenato per tanti anni. Manca qualcosa, non si sa cosa. Il gioco deve essere ancora ripreso, c'è da asciugare la pista. Dov'è? Allora, quindi bisogna asciugare la pista, una consuetudine delle partite di hockey, specialmente dopo i time out vicino alle panchine. Un po' di umido finisce sempre per arrivare sulla pista, quindi si riprende con una punizione, come vedete, dal vertice interno della riporta alla sinistra di Filippo Poletti, battuta dal Sarzana che prova a ripartire, però recupera palla l'SPV con Biancucci, da questi a Francesco Poletti che serve bene Biancucci, bravo Pettenuzzo a chiudere lo specchio della porta, ancora l'SPV in avanti, bella azione della formazione di casa, molto bravo Pettenuzzo che ha chiuso alla perfezione lo specchio della porta davanti a Biancucci, che era stato ben liberato da Francesco Poletti. Anche lui è rientrato quest'anno nell'SPV, anche se aveva giocato già in passato per la formazione Viareggina. Ancora la squadra di casa del Medico, scambia con i compagni, poi si intromette la formazione del Sarzana, Matteo Pistelli, gran tiratore, stavolta finisce fuori, recupera in un primo tempo il Sarzana, poi alla meglio Francesco Poletti. Si avvia verso la metà pista, la supera in questo momento, si porta verso il centro, niente di fatto, ancora però l'SPV in possesso di palla, Biancucci del Medico, ancora Biancucci, l'uomo più avanti è il numero 6 Toti, se non vado errato, speriamo, sì. Biancucci prova, serve Toti che scambia ripetutamente con i propri compagni. 10 secondi al termine dell'azione offensiva Viareggina, va alla conclusione Toti che mette fuori, riparte il Sarzana. È una pista piccola come questa, bisogna stare molto attenti ai tiri fuori, perché spesso e volentieri sono delle perfette imbeccate per le ripartenze degli avversari. Ancora la formazione ospite, questa volta è Ungari che va al tiro con la parata con il guantone di Filippo Poletti, perde palla la SPV, finisce a terra Ungari, l'arbitro lascia correre, riparte la SPV, Toti avanti per
del Medico, la conclusione forse deviata termina fuori, cessi la deviazione perché l'arbitro fa battere la punizione, no, allora si era alzata la pallina, l'arbitro assegna la rimessa al Sarzana. Pistelli, elemento insostituibile, c'è un fallo adesso su Tognacca, è uscito da dietro la porta dell'SPV, il primo fallo della formazione viareggina. Il Sarzana ne ha commessi 2 fino a questo momento, quindi partita per il momento estremamente corretta. Sulla pallina Tognacca che aveva subito il fallo, adesso la sfera è per Ungari, cerca di liberarsi per il tiro, chiama in aiuto Pistelli che prova addirittura il tiro dalla propria metà pista, respinge la difesa, recupera Tognacca, ribattuto ancora Sarzana in possesso di palla, fase decisamente favorevole ai liguri a livello di gioco. Matteo Pistelli, stavolta c'è Del Medico a anticipare la possibile deviazione della formazione ospite, ancora che però continua a insistere in avanti. Il tiro viene ribattuto con il corpo da Del Medico, poi Toti, ancora Del Medico che sembra essersi inserito benissimo negli schemi di gioco dell'SPV. Ricordo che la squadra viareggina è priva di 2 elementi molto importanti, Mattia Spagnuolo che è rientrato quest'anno dopo alcuni anni di inattività e l'altro ex Forte dei Marmi Bicicchi. Finisce a terra e c'è l'espulsione per Toti, quindi un tiro diretto per il Sarzana. Vediamo chi sarà l'incaricato, è Tognacca che tra l'altro è uno specialista, ricordo già lo scorso anno ne ha segnati alcuni in Serie 2. Vediamo Tognacca contro Filippo Poletti, chiaramente se non entrerà in rete la pallina il Sarzana avrà la superiorità numerica. Vediamo, Tognacca ci prova e Poletti para e adesso c'è un fallo commesso in attacco dal Sarzana, quindi superiorità della formazione ligure con Poletti che ha parato il tiro diretto di Tognacca. Non cambia quindi il risultato, cambia però il fatto che la formazione ligure adesso può giocare con l'uomo in più. Mancano 7 minuti e 29 secondi alla fine, cambi da parte di Martini, rientrano Cinquini e Cortesi, ovviamente per dare maggior copertura è rimasto in pista il capitano Francesco Poletti. Per il Sarzana vediamo in pressing Tognacca sul giocatori che devono battere la punizione, Tognacca e Lavagetti. Francesco Poletti prova a partire, fermato sulla metà pista, Ungari, conclusione parata da Filippo Poletti. Cinquini cerca di superare l'avversario diretto, ancora il Sarzana che recupera la pallina, scusate. Pistelli, Ungari, ancora Pistelli, ancora Sarzana in posizione avanzata con l'uomo in più, sta schiacciando la squadra viareggina, finisce a terra scivolando Ungari, quindi la rimessa in favore dell'SPV, non c'è stato contatto. Chiaramente il Sarzana continua a pressare perché avendo un uomo in più può permetterselo. Intanto la pallina comunque arriva in avanti per Cinquini che però viene anticipato dal difensore. Adesso ancora il Sarzana in possesso di palla, si gira Tognacca, ancora Filippo Poletti che para, ancora il Sarzana, Pistelli. Scorrono i secondi, la difesa dell'SPV per il momento regge, adesso è Cortesi che si immola respingendo la pallina, il tiro di Pistelli, ancora il Sarzana, liberato bene Lavagetti che però non riesce a tirare alla svelta e quindi viene di nuovo marcato. Molto buona la chiusura difensiva della squadra viareggina.
ancora Sarzana comunque prova a chiamare in azione Pistelli, su di lui Cinquini, anche lui un nuovo innesto che si è inserito molto bene. Gioco fermo, dovrebbe esserci, non è ancora finita la inferiorità numerica, era semplicemente finito il tempo in attacco per il Sarzana. Adesso finito l'inferiorità numerica, quindi l'SPV alla passata indenne, di nuovo 5 contro 5. Pistelli finisce a terra, c'è il fallo al limite dell'area di porta, il signor Moretti fischia la punizione, fallo su Pistelli. 5 minuti e 21 secondi alla fine del primo tempo, risultato ancora di 1-0 in favore della formazione di casa dell'SPV. Il gol è stato messo a segno da Poletti al 12esimo e il Sarzana adesso può battere la punizione al limite con Pistelli che si libera bene, però poi in seconda battuta viene fermato del medico. Niente di fatto poi per l'azione di Poletti, e poi finisce a terra, ancora riparte l'SPV, ancora Francesco Poletti, questa volta con il casco, bravissimo Pettenuzzo, azioni molto veloci, ancora di nuovo, questa volta è del medico, ma c'è addirittura Tognacca davanti a Pettenuzzo che respinge, e adesso c'è il time out a 4 minuti e 51 secondi chiesto dal Sarzana. Prima quello precedente era stato chiesto dall'SPV. Quindi 4 minuti e 51 secondi ancora da giocare nel primo tempo, 1-0 il risultato per l'SPV, falli di squadra 3 per il Sarzana, 2 per la formazione di casa. Partita piacevole con due squadre che si affrontano senza ovviamente tatticismi, anche perché su queste piste piccole è un po' difficile riuscire a gestire troppo la pallina, poi nell'hockey di oggi con le azioni a tempo è sempre difficile gestire la pallina più di tanto. Comunque devo dire che mi sta impressionando favorevolmente l'SPV, che avevo già visto lo scorso anno sia in occasione delle finali di Serie B sia di quelle under 17, e devo dire che l'approccio con una formazione della categoria superiore per il momento è decisamente positivo, così come, e l'ho già sottolineato, positivo l'inserimento dei nuovi arrivati, che sono anche abbastanza, ne manca 2 ma ce ne sono abbastanza. Del resto, pur essendo probabilmente la formazione più giovane del campionato di Serie A2, giustamente la dirigenza viareggina ha optato per allungare un pochino la rosa e soprattutto puntare su giocatori che hanno già esperienza di Serie A2, come i 2 ex Forte dei Marmi. Poi la ciliegina sulla torta dovrebbe essere il rientro di Mattia Spagnuolo, che era approdato prima di interrompere l'attività qualche anno fa addirittura alle nazionali giovanili, e di cui si dice molto bene, però purtroppo ha avuto un incidente extrasportivo e quindi al momento ha una spalla immobilizzata e sarà così ancora per qualche giorno. Comunque riparte, del resto poi comunque insomma la Coppa Italia è una competizione che, anche se chiaramente ha una sua importanza, non dimentichiamo che lo scorso anno la Coppa Italia 2 la vinse il Centro Giovani, che poi è stato promosso, no? Però ecco, è una competizione che anche per la sua struttura, si gioca la prima fase proprio prima dell'inizio del campionato, si presta a far perfezionare lo stato di forma delle partecipanti. Poi ripeto, in un girone come questo, dove ci sono 2 corazzate come il Camaiore e la Pumas, è chiaro che le altre squadre, anche il Prato di Enrico Bernardini, non partono, almeno in partenza, con i favori del pronostico. Poi non si può mai dire, perché comunque, specialmente essendo quasi tutti derby, ci sarà sicuramente molta volontà di sovvertire i pronostici da parte di tutte le squadre. Comunque ancora Cortesi per l'SPV, siamo a 3 minuti e 45 secondi dal termine. Jonas Cinquini
Molto buona la girata di Cortesi, ma è bravo Pettenuzzo a neutralizzare la conclusione di Cinquini. Gioco fermo, si deve riprendere con un ingaggio a 2, aveva bloccato la palla il portiere. Sulla pallina vediamo l'ingaggio da chi sarà vinto. Ha la meglio l'SPV con Cinquini, chiama in azione Francesco Poletti, Del Medico, pallonetto su cui cerca la schiacciata Poletti, ma la schiacciata riesce, ma c'è Pettenuzzo che para. Ancora Del Medico, mette palla al centro, tocca Cortesi, ma troppo poco per sorprendere un attento Pettenuzzo. Riparte ancora la squadra ospite. Pistelli, capitano della formazione sarzanese, Perroni che è rientrato adesso, forte tiro ribattuto, poi ancora l'SPV che si prova a portare in avanti. Cortesi, Del Medico, Poletti, ancora Poletti che chiama in azione Del Medico, poi Poletti, serve bene Cortesi che cerca il triangolo con Del Medico che non riesce a concludere, protesta per una trattenuta. Dalla parte opposta velocissimo Cinquini, molto bravo in difesa, sorprende tutti, anticipa anche i compagni e riporta in avanti la pallina. Ancora Poletti, esce Cortesi e rientra Toti che era stato espulso qualche minuto fa. Tiro dalla propria metà campo del Sarzana che non sorprende Filippo Poletti, poi Toti per Del Medico, servizio perfetto per Cinquini in area, ma ancora una volta Pettenuzzo protagonista e salva la propria porta. Bellissima l'azione, altrettanto bella la risposta, molto bello il passaggio millimetrico lunghissimo per scomodare un ancora bravissimo questa volta invece Poletti che smanaccia via la pallina che poteva diventare pericolosa. Finisce, c'è uno scontro di gioco abbastanza maschio, diciamo così, fra Del Medico e i giocatori del Sarzana, poi finisce a terra Del Medico, l'arbitro forse ha lasciato correre un po' troppo. Hanno ancora qualcosa da dirsi Del Medico e Lavagetti, forse doveva interrompere il gioco prima. Dicevo prima un passaggio, chiaramente le distanze non sono come una pista 20x40, ma un passaggio così lungo richiama un po', quando si vedono richiama un po' l'Enrico Mariotti dei tempi d'oro, che era capace dalla propria area di porta di pescare il giocatore smarcato davanti alla porta avversaria. Enrico Mariotti che fra l'altro fa piacere salutare di nuovo su una panchina, che quest'anno allena lo Scandiano, arrivando fra l'altro Alessandro Cupisti che è passato sulla panchina del Centro Giovani Calciatori di Viareggio, dopo 9 anni è ritornato sulla panchina bianconera, mentre Enrico Mariotti, che ricordiamo in pochi anni di attività da allenatore si è permesso il lusso di vincere una Coppa dei Campioni con il Reus Deportivo e una Coppa Italia con il Follonica, e appunto salutiamo con piacere il ritorno su una panchina di hockey in Serie A2 con lo Scandiano di Enrico Mariotti. Anche il fratello Massimo Mariotti, che dopo l'esonero delle 2 stagioni fa da parte del Centro Giovane era rimasto fermo, è ritornato ad allenare, in questo caso sulla panchina del Grosseto, la sua formazione di origine, quella che poi prima di tornare a Viareggio aveva contribuito in 2 anni a riportare dalla Serie B alla Serie A1. E intanto stiamo avvicinandosi alla fine del primo tempo, mancano pochi secondi, 35 adesso, conclusione da fuori, parata, Francesco Poletti lancia Cinquini, c'è un controllo difettoso di Cinquini e quindi la pallina viene rimessa in gioco dalla squadra del Sarzana, che ha 25 secondi per cercare di raggiungere il pareggio, quindi se manterrà il possesso della palla non avrà possibilità l'SPV di ripartire perché manca 40 secondi e c'è il gol dalla grande distanza di Perroni che sorprende tutta la difesa, quindi proprio
a pochissimi secondi si arrabbia Alessandro Martini al 24:40, credo che abbia anche ragione, perché forse si pensava già allo spogliatoio, e invece bravissimo Perroni, Andrea Perroni, a vedere che c'era una difesa mal piazzata e a tirare dalla propria metà pista, praticamente all'altezza del limite della propria area di porta, e fare centro. Quindi a 1-1 risultato, conclusione di Francesco Poletti. Sarzana che forse avrà la possibilità dell'ultima conclusione, mi pare che per il momento gestisca la pallina. Ancora Perroni prova a girarsi e finisce in questo istante il primo tempo, risultato di 1-1 qui alla palestra Dorando Pietri fra l'SPV Group e il Sarzana. Ci risentiamo fra qualche minuto per la ripresa. Grazie.
Siete di nuovo collegati con la pista Dorando Pietri a Viareggio, state per assistere al secondo tempo dell'incontro di hockey su pista fra l'SPV Group Viareggio e il Sarzana, valevole per la prima giornata del girone C di Coppa Italia di Serie A2. Risultato 1-1. Dopo i primi 25 minuti, vantaggio per Francesco Poletti al 12esimo, pareggio di Perroni per il Sarzana al 24esimo e nel mezzo al non l'ho scritto, comunque c'è stata un'espulsione temporanea di Toti dell'SPV con il tiro diretto di Tognacca parato da Filippo Poletti e la superiorità numerica non sfruttata dalla formazione ligure. Quindi rientriamo in cronaca diretta per questa seconda frazione, partita decisamente equilibrata come testimoniato anche dal risultato. Pallina che finisce fuori dal rettangolo di gioco e sulla palla Cortesi diamo un'occhiata anche ai quintetti. Per quanto riguarda l'SPV, fra i pali Filippo Poletti, poi con il numero 7 Francesco Poletti, con il 9 Jonas Cinquini, con il 29 Lorenzo Cortesi e con l'8 Toti. Per quanto riguarda invece il Sarzana, il portiere Pettenuzzo che ha parato in questo momento una bella conclusione angolata di Cortesi. Poi abbiamo negli altri ruoli Perroni, Tognacca, dovrebbe essere Angeletti, sì, con il numero 24, e poi l'altro Pistelli, non Matteo, ma andiamo a recuperare il nome, Thomas Pistelli. Allora, Cinquini manovra la formazione di Alessandro Martini, prova la conclusione Cortesi, niente di fatto, recupera la squadra ospite con un fallo commesso ai danni di Pistelli, Thomas Pistelli. No, non c'è il fallo, ma c'è la rimessa in favore dell'SPV perché Pistelli ha toccato la pallina con una parte del corpo che non sono i pattini a terra. Francesco Poletti, autore del gol della squadra di casa. Toti, Cinquini. Intanto mi comunicano che il risultato del primo tempo
fra Camaiore e Pumas sul 2-0 a favore della formazione di Alberto Orlandi. Intanto prova a partire in contropiede il Sarzana, Angeletti, fa buona guardia Filippo Poletti, l'altro Poletti, Francesco, parte, viene fermato da un raddoppio di marcatura, riparte ancora il Sarzana, di nuovo Angeletti, prova a far arrivare la pallina al centro, ma Cortesi e Poletti rimediano. Ancora buon lavoro di Cortesi che salta con eleganza Thomas Pistelli, ancora SPV in avanti, Francesco Poletti con Cinquini, servito Cortesi in posizione ottima davanti alla porta, cioè in posizione un po' defilata, ma con il portiere solo davanti a lui, non aveva marcatura, che però Pettenuzzo ha parato. Riparte ancora la squadra di casa con Toti che scivola ma riesce a far pervenire la pallina a Poletti e prima Cortesi, poi ancora riparte velocissimo il Sarzana, conclusione di Angeletti, no, di Tognacca. Recupera ancora la formazione di casa, grandi capovolgimenti di fronte ravvicinati in questi primi 3 minuti del primo tempo. Perroni, l'autore del gol del pareggio negli ultimi secondi del primo tempo, è stato molto bravo a vedere che la difesa viareggina non era ben piazzata e con un tiro da oltre 25 metri a occhio e croce ha superato Poletti. Riparte ancora il Sarzana, non preciso il passaggio per Tognacca, recupera comunque Perroni, poi ancora Tognacca, Perroni, Angeletti, Tognacca, tiro dalla metà campo, fa velo molto intelligentemente Thomas Pistelli, però la pallina non sorprende Filippo Poletti. Si riprende con la rimessa in gioco a favore del Sarzana in zona d'attacco. Angeletti, Perroni, recupera palla Francesco Poletti ma è lunga per poterla gestire, quindi ancora l'SPV, fase un po' confusa con rimpalli, del resto non è facile gestire bene il gioco in una pista così piccola, l'ho già detto tante volte, ma finisce a terra poi Tognacca, gli frana addosso Toti, gioco fermo, c'è un time out chiesto dall'SPV quando sono passati circa 5 minuti dall'inizio del secondo tempo. Il risultato è sempre di 1-1, quello della prima frazione, e dicevo che non è facile gestire il gioco, soprattutto le azioni ragionate con una pista di queste dimensioni, perché è molto più facile a giocare sulla velocità, sull'agonismo. 3 falli di squadra a testa fino a questo momento e 20 minuti e 23 secondi da giocare prima della fine della partita. Ricordo che poi la finale meglio della Coppa Italia sarà a marzo del 2025, perché come ormai avviene da vari anni tutte le Coppe Italia si assegnano in un'unica sede, sia quelle della 1 che della 2 che della B che della femminile. Quindi tra la fase eliminatoria, questa che è iniziata oggi e si concluderà a dicembre, e la finale ci saranno circa 3 mesi e ci sarà una Final Four, se non vado errato, nel senso che si qualificheranno 4 squadre che disputeranno la semifinale e poi la finale. Come la Serie 1, la Serie 1 però avrà un quarto di finale precedente disputato infrasettimanale e poi ci sarà la Final Four. Invece per quanto riguarda la B e la femminile si qualificheranno soltanto le prime 2 che disputeranno direttamente la finale. A proposito di campionato femminile, ricordo proprio riguardo alla SPV questa cosa, che da quest'anno ritorna in pista la formazione femminile della SPV Group, che ha praticamente rilevato il testimone del Forte dei Marmi. Se ne va Del Merico, buon lavoro di Del Merico, gran tiro di Del Merico, altrettanto grande la risposta di Pettenuzzo, bella azione veramente dell'ex Forte dei Marmi. E stavo parlando della femminile, l'SPV ha rilevato praticamente il posto del Forte dei Marmi, che quest'anno oltre alla Serie A2 ha rinunciato anche al campionato femminile, e
alcuni elementi della rosa. Intanto c'è il secondo tiro, ancora Francesco Poletti, il primo parato, il secondo invece fa centro, ancora Francesco Poletti che riporta in vantaggio la SPV quando sono passati 5 minuti e 8 secondi. Doppietta per Francesco Poletti. Diciamo che la famiglia Poletti si sta distinguendo stasera, il portiere molto bravo all'altezza, ha evitato parecchie segnature e il fratello invece ne ha messe a segno 2 nella porta avversaria. Allora vediamo se riesca a concludere il discorso della femminile. La SPV parteciperà al campionato femminile quest'anno e insieme alle campionesse d'Italia del Matera, al Valdagno, al Trissino, altra nuova società, e allo Scandiano. Non c'è una sola società di Scandiano rispetto alle 2 dello scorso anno. Intanto Poletti sbroglia una mischia pericolosa davanti alla sua porta, riparte ancora la squadra viareggina con ancora la squadra di Alessandro Martini che gestisce la sfera. È entrato anche Tomei che, se non vado errato, non aveva mai giocato nel primo tempo, e l'SPV appunto avrà una formazione impegnata su alcuni elementi che facevano parte del Fortere Marmi. Ci sarà poi anche una giocatrice argentina, la moglie del portiere del Centro Giovani Gomez, e poi ci sarà la nazionale Under 17 Anna Palagi, viareggina, che già lo scorso anno era in prestito al Fortere Marmi ma era tesserata per l'SPV e quest'anno gioca nella propria società. Ricordo che la SPV nel 2008 conquistò il campionato italiano, poi partecipò, siccome per un po' fu interrotto il campionato, per 2 anni partecipò alla Coppa dei Campioni, superò sempre il primo turno, poi finì lì e finì dopo poco anche l'esperienza dell'SPV. E ricordo anche, per chi non lo sapesse, che l'hockey femminile proprio in Versilia ebbe fra le società fondatrici, c'era allora Hockey Viareggio e il Fortere Marmi, erano 2 squadre pionieristiche alla fine degli anni 80 in Versilia, poi ha avuto delle fortune abbastanza alterne, e è molto bello comunque che l'uscita di scena del Fortere Marmi non abbia fatto scomparire l'hockey femminile qui a Viareggio e che l'SPV sia ritornata a partecipare a questo campionato in questa formazione allenata da Andrea Limena. Allora, 7 minuti sono passati dall'inizio del secondo tempo, la SPV conduce per 2-1, parte del Medico, il cui tiro termina questa volta sul fondo, riparte la squadra del Sarzana. Cinquini, Francesco Poletti, capitano e goleador questa sera, gestisce la pallina, poi supera la metà campo, ancora controllo di palla del Medico, Cinquini, un controllo un po' laborioso ma riesce a gestire la pallina, poi conclusione della fase offensiva di Tomei che crea qualche brivido alla difesa del Sarzana, niente di fatto comunque, riparte il Sarzana a sua volta, Angeletti, niente di fatto, ancora Sarzana, Angeletti, sempre lui gestisce la pallina, poi chiama in proprio aiuto Tognacca in lotta con Cinquini, niente di fatto, c'è una rimessa in favore dell'SPV, Tognacca si lamenta con l'arbitro ma ovviamente l'arbitro non cambia opinione. Si deve riprendere il gioco con Del Medico e Poletti che sembrano gli incaricati di battere la punizione. L'arbitro va a spiegare le cose a Tognacca e riparte l'SPV con Poletti, anticipato Tomei da Perroni, poi c'è forse un fallo
su Matteo Pistelli che è rientrato, niente di fatto. Ancora Angeletti, prova la conclusione, c'è una deviazione ma Filippo Poletti fa buona guardia. La rimessa è per il Sarzana. Angeletti, Perroni, ancora Angeletti, bravo Poletti a parare con i cosciali, poi ancora sbroglia la minaccia allontanando la pallina. Adesso è Francesco Poletti che riporta avanti i suoi. Conclusione parata da Pettenuzzo e pochissimo. Tomei si avventa sulla pallina e insacca alle spalle di Pettenuzzo il gol del 3-1. Dopo la doppietta di Francesco Poletti è arrivato il gol di Cristian Tomei. Si riprende con la battuta al centro per quanto riguarda il Sarzana, non mi pare che ci siano, sì c'è un avvicendamento, è uscito Perroni ed è entrato Tognacca. Riparte l'SPV, Francesco Poletti cerca di servire del medico anticipato, Tognacca, poi Pistelli, Matteo Pistelli, ancora Pistelli che si libera dell'avversario, prova a puntare la porta, gira dietro la stessa, poi viene anticipato il passaggio da Tomei, ancora in possesso di palla, no, è Cortesi, non era Tomei, poi prova a liberarsi per il tiro Angeletti, fa buona guardia la difesa, riparte con Francesco Poletti. Molto bella questa azione, una bella triangolazione davanti alla porta conclusa da Dalmerico, ma Pettenuzzo non si lascia superare. Bella azione veramente, forse una delle più belle della partita, e dalla parte opposta c'è un'altra bella conclusione al volo del Sarzana con Filippo Poletti, sempre preciso, la conclusione era del 79 del Sarzana Tognacca. Bella fase con due belle parate, una per parte, sia di Pettenuzzo alla chiusura del triangolo della squadra viareggina, sia la parata di Poletti sulla conclusione di Tognacca sull'immediata ripartenza dei liguri. Adesso è l'SPV che cerca chiaramente di gestire il doppio vantaggio, per quanto si possa gestire un doppio vantaggio nell'hockey e in una pista delle dimensioni di quella viareggina. Gioco fermo, time out chiesto dal Sarzana, 13 minuti e 54 secondi al termine, 3-1 il risultato in favore dell'SPV, 4 i falli di squadra della formazione viareggina contro 3 della squadra del Sarzana. Termina il time out, le squadre riprendono il posto in pista. E si riparte con risultato a favore dell'SPV, ma partita ancora più che mai incerta, perché nell'hockey 2 gol di vantaggio, l'ho detto fino alla noia, sia quando facevo le radiocronache sia in televisione, 2 gol nell'hockey sono praticamente un'inezia, per di più quando mancano 13 minuti e 50 al termine della gara. Pistelli chiama in azione Tognacca, poi Tognacca gira dietro la porta, cerca un compagno che non c'è, l'allenatore diceva giustamente uno che si faccia vedere, l'allenatore ligure che avvicina la nostra postazione, perché Tognacca non sapeva a chi dare la pallina. C'è Cortesi che viene schiacciata la balaustra da Pistelli, punizione in favore della SPV.
Poletti per Del Medico, Cortesi, ancora Del Medico, Poletti, gestione della pallina nella zona di metà pista, come vedete prova adesso a partire Poletti un po' per linee esterne, quindi dovrà per forza chiedere aiuto a qualcuno, lo fa chiamando in azione Cortesi, la cui pallina è troppo lunga e viene recuperata da Pistelli, che prova la conclusione praticamente simile a quella che aveva fruttato il pareggio a Perroni nella fine del primo tempo, ma stavolta il tiro non è altrettanto preciso. Comunque ancora Sarzana in possesso di palla, Pistelli, Tognacca, azione in velocità, parata da Filippo Poletti, Cortesi, su di lui Pistelli, riesce a dare la pallina ma non ci sono compagni, quindi ancora Sarzana avanti, la palla viene deviata da Cortesi e per poco non entra alle spalle del portiere dopo un pallonetto. Adesso ha recuperato in velocità l'autore della terza rete, ovvero sia Tomei, che però poi non ha avuto la possibilità di controllare agevolmente. Dalla parte opposta ancora SPV in avanti con Francesco Poletti, niente di fatto anche in questa circostanza. SPV che prova a ripartire, Del Medico supera la metà pista, ancora Del Medico per Francesco Poletti, da questi a Cortesi, Tomei, Francesco Poletti, tiro ribattuto dalla difesa del Sarzana, poi Pistelli prova su di lui Tomei che riesce a togliergli la pallina, ancora Sarzana avanti, comunque Lavagetti, riparte l'SPV, Del Medico, conclusione sul fondo, buona la ripartenza della squadra viareggina, poi finisce a terra lo stesso Tomei e ci dovrebbe essere una punizione in fase d'attacco per l'SPV. Sì, tanto rientra Ungari, esce Tognacca, sulla pallina c'è lo stesso Tomei, arriva anche Cortesi, ancora non è stato ripreso il gioco. C'è da asciugare la pista, come vedete. Precisamente, come vedete, dietro, cioè all'altezza della porta del Sarzana, difesa da Alex Pettenuzzo. Quindi, come avevo detto prima di questo quasi minuto di pausa forzata, si riprende con la punizione in favore dell'SPV, Cortesi e Tomei, poi Del Medico ritocca per Cortesi, in pressing su di lui Angeletti che per poco non gli ruba palla, poi comunque la riconquista il Sarzana con Matteo Pistelli, ancora Pistelli, Lavagetti prova ad andare, ancora un bravo, molto bravo Filippo Poletti, ben indirizzato il tiro di Lavagetti e pronta la parata di Filippo Poletti. Francesco Poletti prova a centrarsi, poi si allarga sulla marcatura di Ungari, serve Cortesi dietro la porta ospite, gioco fermo, rimessa a 2. Pistelli non è d'accordo sulla rimessa a 2, voleva una punizione per una spinta di Cortesi, l'arbitro la pensa diversamente e come al solito ha ragione l'arbitro, nel senso che anche se poi non avesse ragione decide lui e quindi decide e conferma la palla a 2. Sulla stessa c'erano Francesco Poletti e Lavagetti, alla meglio il Sarzana che riparte, Angeletti, Pistelli, riparte Cortesi, su di lui
in marcatura Lavagetti, poi anche Angeletti a possesso di palla del Sarzana, la recupera del medico, prova l'azione personale, però poi si perde la coordinazione al momento del tiro, Pettenuzzo para e riparte Lavagetti. C'è anche un po' di umidità nella pista, a dire la verità. Poi Ungari, anche lui ora questa volta infatti ha problemi di equilibrio. Cortesi cerca di dare ordine alla squadra, Tomei chiama in azione anche Francesco Poletti, Cortesi, Francesco Poletti fa tutto molto bene, anche l'alza e schiaccia, però poi la conclusione è imprecisa. Bello comunque il tentativo di alza e schiaccia. Dalla parte opposta Lavagetti impegna Filippo Poletti, ancora Lavagetti, la difesa raddoppio su di lui di marcatura Francesco Poletti. Del medico, siamo a 8 minuti e 55 al termine, ancora il risultato di 3-1 in favore dell'SPV sul Sarzana. Francesco Poletti poi in possesso di palla del medico, che ancora una conclusione per lui, parata da Pettenuzzo dalla metà pista praticamente. Poi Pistelli, Matteo Pistelli supera la metà pista, prova a far tutto da solo, mette palla al centro, buon lavoro, molto bravo Lavagetti che prepara bene il tiro, e poi però c'è la conclusione di parata da Filippo Poletti, mentre c'è il time out chiesto dall'SPV, gioco fermo. Bella azione di Matteo Pistelli che poi ha servito Angeletti, il quale Angeletti è stato bravissimo, aveva l'uomo su di lui, se ne è liberato in maniera molto elegante, poi il tiro che Filippo Poletti ha parato. I falli di squadra sono adesso 5 quelli commessi dal Sarzana, 4 quelli dell'SPV, il risultato è di 3-1 a favore della squadra di casa, mancano 8 minuti e 29 secondi al termine della partita. Finito il time out, si riprenderà a giocare fra qualche secondo. Come sapete 15 secondi prima della fine effettiva del minuto, eccolo qui, questa è la seconda sirena, la prima sirena viene suonata dopo 45 secondi per consentire ai portieri di rientrare in pista, e poi quindi dopo altri 15 secondi c'è la ripresa effettiva del gioco. Poi che non tutti i portieri mantengano alla precisione. Intanto una conclusione, bella questa azione con Francesco Poletti che serve del medico, anche in questo caso attento Pettenuzzo che para. Dicevo che poi non tutti i portieri rientrino quando mancano 15 secondi, quella è una cosa scontata, anche se stasera abbiamo visto veramente i portieri essere ligi al regolamento, quindi riposizionarsi in porta quando sono passati 45 secondi del time out, mentre i giocatori compagni restavano a parlare. C'è intanto l'espulsione che francamente non abbiamo visto per quale motivo. L'arbitro dice che ha commesso fallo al gioco fermo. Ungari, espulso Ungari, non ci dovrebbe essere tiro diretto perché time out chiesto dal Sarzana, non dovrebbe esserci tiro diretto perché il gioco, se non vado errato, era fermo. E vediamo, tanto il Sarzana sta gestendo il time out, gioco fermo, 8 minuti esatti alla conclusione. Quindi due time out molto ravvicinati, prima quello dell'SPV e poi quello del Sarzana, che ovviamente dovrà gestire l'inferiorità numerica.
quando riprenderà il gioco, con la pallina in possesso della squadra di casa, che, ricordo, conduce per 3-1. Si è un po' rallentata il ritmo della partita anche per le varie interruzioni. Ora dovremmo riesserci. Pettenuzzo è già fra i pali, Filippo Poletti ci arriva ora, e infatti come prevedevo non ci sarà tiro diretto perché l'espulsione è arrivata a gioco fermo. Riparte la SPV, che quindi potrà giocare un minuto con l'uomo in più. Per ora abbastanza lenta la manovra, prova il tiro Francesco Poletti, qui c'è il fallo e l'aggancio, è indiscutibile l'espulsione di Cinquini, aggancio da tergo di Pistelli da parte di Cinquini e quindi altra espulsione. La cosa strana è che complessivamente i falli di squadra sono 10 e questa volta il tiro diretto c'è perché era in gioco. Dicevo, i falli di squadra sono 10 complessivamente, ci sono già stati 3 espulsi. Sono un po' le stranezze dell'hockey di ora. E è lo stesso Pistelli che si incarica di battere il tiro diretto contro Filippo Poletti e segna. Gran gol di Pistelli sotto la traversa, veramente imparabile assolutamente. Quindi rete di Pistelli, Matteo Pistelli, al 17:24. Quando si dice che l'hockey è uno sport imprevedibile, siamo passati dal Sarzana in inferiorità numerica con la pallina gestita dall'SPV al Sarzana che, nonostante l'uomo in meno, ha accorciato le distanze e ora è ritornato con l'uomo in meno perché l'SPV aveva l'uomo in più e non ha sfruttato, e c'è il gol, e c'è il gol di Biancucci. Gol di Biancucci, un po' ferma la difesa che non ha aiutato Pettenuzzo stavolta, e quindi subito Biancucci ristabilisce il doppio vantaggio per la formazione di casa al 17:40, quindi 16 secondi dopo il gol di Pistelli. Quindi una fase abbastanza confusa, con le 2 espulsioni e 2 reti anche. Adesso non c'è più inferiorità numerica perché ha segnato anche la SPV. Gioco fermo, altro fallo e altra espulsione. Espulsione anche per il numero 24. Ascoltami un attimo, ascoltami. Uno impara il regolamento, ok? E poi così rispondi a qualcun altro. Va bene? Quindi ancora un altro tiro diretto con è Francesco Poletti incaricato del tiro diretto contro Pettenuzzo che para. Quindi superiorità dell'SPV. Ci vuole un ragioniere qui, un contabile, perché con tutte queste espulsioni. E adesso siamo quindi di nuovo con l'SPV in superiorità numerica. Quindi ci sono 2 giocatori del Sarzana, Angeletti e Ungari, in panca puniti, che rientreranno, prima Ungari e poi Angeletti. Io mi taccio perché siamo proprio vicino alla panchina e quindi diventa un po' un problema parlare anche per me quando parlano già 3 giocatori e un arbitro e anche l'operatore. Quindi io, quando poi si sarà calmata la cosa, tanto la partita la vedete e poi ve la ritorno a raccontare fra un pochino. Allora, intanto Ungari ha scontato la sua
espulsione anche dalla panchina, deve finire di scontare Angeletti. Vediamo se riusciamo a raccontare con sufficiente tranquillità gli ultimi 5 minuti e 40 di questo Sarzana SPV, che al momento, cercando di riordinare un po' le cose, è sul 4-2 a favore della formazione viareggina. Gioco fermo, palla alzata, rimessa in favore. Allora, la parità al minuto 4. Come Ok? 4? 4? E puoi rientrare prima, ma la parità al minuto 4. Che vuol dire la parità? Ma se un gol l'abbiamo già preso. Rientrare! Una cosa è la tua sospensione e una cosa è il power play. Finisce il primo power play, comincia il secondo. Ma abbiamo già preso gol, quindi il primo è come se fosse finito. Perché avevamo preso un gol e è rientrato un altro. Bene, avete capito che si sta cercando di chiarire quando rientra il secondo giocatore del Sarzana. Sì! Allora, ristabilita la parità numerica. No, te no ancora, è finita. Alle 5:10 hanno fatto il gol! Ma c'hai la somma del power play. Bene, come avete capito c'è un po' di confusione e io ovviamente ci sono nel mezzo, perché la nostra postazione non è particolarmente isolata. Comunque siamo sempre sul 4-2 e mancano 4 minuti e 10 secondi. Il risultato è di 4-2 in favore dell'SPV. Metti a sedere, dai buono, mettiti a sedere. Allora, dunque proviamo, mancano 3 minuti e 50 alla conclusione. L'SPV conduce per 4-2. Come avete capito c'è un po' di interpretazioni discordanti tra i giocatori del Sarzana e l'arbitro ausiliario, che poi comunque ha detto che dopo la partita spiegherà tutto, anche perché lui deve fare l'arbitro ausiliario, non è che può fare l'ufficio informazioni. Intanto c'è un fallo e adesso c'è un'altra espulsione per il numero 29 Cortesi. Vi dico già che alla fine probabilmente ve li risparmio il riepilogo degli espulsi, anche perché se no dobbiamo andare a fare le interviste del dopo partita e quindi rischia di saltare tutto. Comunque mancano 3 minuti e 29 al termine. Matteo Pistelli si incarica del tiro diretto, quello prima l'ha segnato, vediamo se riuscirà a fare altrettanto. Eccolo qua, prova e ancora una volta fa centro. Questa volta il tiro è più basso, ma centro ugualmente al 21 al 21:35 al 21:35. Ma cosa state facendo? Gioco fermo, deve riprendere la partita dopo il 4-3 del Sarzana messo a segno da Pistelli. Si deve ribattere al centro, no, ancora no, tutti vanno alle panchine. Gioco fermo, forse c'è da asciugare la pista, non si sa. L'arbitro parla con il suo collega e mancano 3 minuti e 25 alla fine. Era il portiere del Sarzana forse che doveva sistemarsi l'attrezzatura. Diciamo che è stato un secondo tempo abbastanza confuso, con tante espulsioni, anche se la partita poi, come avete visto, non è stata cattiva, però in molti casi il regolamento forse andrebbe un pochino rivisto, specialmente quello delle espulsioni per falli da tergo, ma insomma finché c'è questo va applicato da parte degli arbitri e ha anche poco senso starne a parlare. Comunque
Lavagetti, Pistelli, 3 minuti che saranno prevedibilmente abbastanza combattuti, visto che il Sarzana si è riportato a un solo gol di distacco e quindi cercherà di raggiungere il pareggio. Poi nell'hockey 2 minuti e 55 come sono quelli attuali. Intanto è una conclusione molto bella di Lavagetti, ottima la risposta di Poletti, ancora Lavagetti però arriva, prova, mi sento di dire che questa volta il fallo non ci fosse perché comunque la pallina era passata e poi forse Lavagetti ha un po' accentuato l'intervento. Adesso è Poletti che prova a tener palla, poi serve Toti da questi a Del Medico, l'altro giocatore di movimento dell'SPV è Cinquini. Per quanto riguarda il Sarzana, Matteo Pistelli, Perroni, Lavagetti e dovrebbe essere Tognacca. Fallo ai danni di Francesco Poletti e Matteo Pistelli rimedia al blu, quindi a 2 minuti e 11 l'SPV ha la possibilità di riportarsi in doppio vantaggio. Sulla pallina c'è Francesco Poletti, o comunque potrebbe teoricamente quasi gestire, molto teoricamente, il tempo che manca di qui alla fine. Intanto vediamo come va il tiro diretto di Francesco Poletti, il capitano della formazione Viareggina, che ha già messo a segno una doppietta. I giocatori devono stare al di là della riga, non ci sono, ma insomma l'arbitro lo lascia perdere e Francesco Poletti non riesce a superare Pettenuzzo, recupera comunque la pallina, quindi superiorità numerica dell'SPV che praticamente la potrebbe tenere, la potrebbe gestire fino a 1-2 secondi dalla fine, forse qualcuno in meno. Chiaramente un gol di vantaggio e gol, gran gol di Del Medico, che l'aveva cercato già da parecchio tempo, sembrava avesse un conto in sospeso con il portiere Pettenuzzo che gli aveva parato veramente tutto. Stavolta dalla grande distanza Del Medico fa centro con un tiro molto angolato, assolutamente imprendibile, non ha responsabilità di sorta, e il gol è venuto al 23esimo e 14 secondi, quindi 1 minuto e 46 da giocare, 5-3 il risultato, parità ovviamente numerica. Conclusione da fuori di Lavagetti, parata da Poletti, poi finisce a terra, gioco ancora fermo. È un eufemismo dire che il gioco in questo secondo tempo, specialmente nell'ultima parte, è spezzettato, perché più che tale. 1 minuto e 36 secondi, la rimessa in attacco per il Sarzana. Perroni sulla pallina, di fronte a lui dovrebbe essere Angeletti, poi Lavagetti, conclusione parata, recupera l'SPV, Poletti, poi Del Medico, finisce a terra, recupera palla Lavagetti, la riperde, però c'è un intervento irregolare, quindi riparte il Sarzana. Lavagetti recupera, mantiene possesso di palla, Francesco Poletti, ancora no, Del Medico sulla pallina, ancora lui in possesso della stessa. Sarebbe d'uopo non tirare per non dare la possibilità della ripartenza agli avversari. La palla arriva quasi a Cinquini, ma è bravo Pettenuzzo che anticipa, però poi riparte ancora l'SPV. Ultimo minuto, 6-4 per la squadra, scusate, 5-3 per la squadra viareggina. Ancora riparte il Sarzana, prova Lavagetti, niente di fatto. Poi la conclusione che termina fuori è del 79 Tognacca. 39 secondi da giocare, ancora l'SPV che deve rimettere in gioco. Francesco Poletti chiama qualche compagno a dargli una mano, prova a partire ora, ultimo mezzo minuto. Toti riesce a recuperare la pallina, mette al centro, bravo Pettenuzzo che salva sulla conclusione di Cinquini. Dalla parte opposta ancora il Sarzana, para Filippo Poletti, poi Cinquini riparte, 20 secondi, ancora la SPV, controlla la pallina, ormai
dovrebbe essere fatta per la squadra di Alessandro Martini. Ancora la squadra con Cinquini, poi Francesco Poletti. Finisce praticamente qui la partita, ultimissimi secondi, c'è la regola dei 5 secondi, quindi la palla forse va in possesso del Sarzana, vediamo un po'. No, è una palla a 2, non si capisce molto bene, ci sono sulla palla Cinquini e Tognacca, no, è la rimessa per la SPV. Cinquini, ormai si tratta di aspettare solo la sirena finale, quindi l'SPV ottiene il successo nella prima uscita nel gruppo C di Coppa Italia, battendo il Sarzana per 5-3, primo tempo 1-1. Nel primo tempo le reti sono state segnate da Poletti e pareggio di Perroni per il Sarzana, nel secondo tempo 1-2 di Poletti e Tomei, quindi 3-1 per l'SPV, 3-2 di Pistelli, su 4-2 di Biancucci, 4-3 ancora di Pistelli, ancora sul tiro diretto, e poi 5-3 di Del Medico per l'ultima segnatura. Quindi un risultato positivo per la formazione viareggina, ricordo neopromossa in Serie A2 in questa prima uscita di Coppa Italia. Da Giuliano Lieri è tutto, per quanto mi riguarda una buona serata e a risentirci prossimamente.